Quinta corsa dall'Arcoveggio, premio Alba d'Oro. Sono 8 cavalli di 4 anni al via, non vincitori di 12.000 euro in carriera. Con il numero 1 Deioz, Giorgio Carini, 2 Di Natà, Adrian Gioni, 3 D'Antoine, Sandro Miraglia, 4 Dell'Era, Maurizio Visco, 5 Donatello, Giorgio Cassani, 6 Dollar Baby, Salvatore Mattera. In seconda fila 7 Demetra JVS, Giuseppe Ferrante, 8 Da Granit Dipa, Salvatore Valentino. Autostart raccoglie i concorrenti lungo la curva di sinistra e si prepara al lancio. Partiti con Donatello velocissimo a prendere l'iniziativa nei confronti di Di Natà, a largo D'Antoine, poi Deioz, quindi Dell'Era, ancora Demetra JVS, sbaglia D'Antoine e così la corsa perde il suo favorito, numero che 3 dopo 200 metri in squalificato. 15,2 guida Donatello. Punta in avanti Dell'Era, che va a chiedere strada a Donatello, il quale prova a reagire, respinge l'avversaria. 31 il primo quarto di gara. Seconda in corda è Di Natà, mentre Deioz sposta e va in scia Dell'Era, la quale cerca di ripiegare in corda, mossa che però non riesce. Così Donatello in vantaggio, Dell'Era di fuori, Demetra JVS che muove in terza corsia al largo e punta sulla testa della corsa. Vantaggio Donatello, Demetra che arriva con decisione all'esterno, quindi Di Natà si muove in terza ruota Deioz, poi ancora Da Granit Dipa alla corda avanti a Dollar Baby. 31-1 il secondo quarto di gara. Donatello in vantaggio nei confronti di Di Natà, di fuori Demetra JVS, seconda pariglia per Dell'Era, poi Deioz che torna con maggior decisione ora in terza corsia, trascinandosi Dollar Baby a 500 dalla conclusione. Donatello controlla all'avanguardia, di fuori Demetra, in terza ruota Deioz lungo i birilli, Di Natà a precedere Da Granit Dipa. 15-1 la retta di là, è in vantaggio Donatello, Di Natà nella sua scia, di fuori Demetra, terza ruota per Deioz, quarta per Dollar Baby, poi Da Granit Dipa, la piegata conclusiva passata in 15-4, prova la fuga Donatello da Di Natà che è nella sua scia, poi Da Granit Dipa che cerca spazio per correre, Donatello in vantaggio nei confronti di Di Natà, poi Da Granit Dipa, Donatello che nel finale viene a vincere su Da Granit Dipa che è secondo, al terzo posto finisce Di Natà. 34 a chiudere 1, 16-2 ragguaglio cronometrico, cost to cost di Donatello. Giorgio Cassani che allena e guida per i colori di Luciano Marchi, assunto in percorso di testa per il figlio di Pitagora B, che si difende da tutti i vari tentativi lungo il percorso, vince facile nel finale. Al primo posto Donatello numero 5 dello schieramento, al secondo Da Granit Dipa, al terzo Di Natà.